Lungo le strade interne delle aziende andiamo alla ricerca di un tipico villaggio somalo. I villaggi della Boscaglia sono agglomerati di capanne disposte attorno a una superficie rettangolare, luogo di attività comunitaria. Sono costruiti in legno e fango e sterco di cammello. Le case si chiamano mundul e sono sempre di forma circolare di quasi 5 metri di diametro. Anche qui troviamo notevoli difficoltà a filmare gli abitanti, soprattutto se non completamente vestiti. Abbiamo nuovamente le noie con gli addetti all'ordine e alla sicurezza dello Stato che non riescono a leggere il nostro permesso di fotografare ottenuto a Mogadiscio. Le uniche persone che possiamo filmare liberamente sono i componenti della famiglia di Mahmoud, il nostro autista. Mahmoud ha 2 mogli, una araba e una somala, e 11 figli. Questa la moglie araba. In questa serra ci sono le piantine che abbiamo portato dall'Italia per iniziare in Africa la nostra coltivazione di piante per appartamento. La nostra missione in Somalia ha appunto lo scopo di sfruttare le ottime qualità del suolo e il clima ideale per una coltivazione intensiva. Queste sono le piante inviate l'anno scorso e rapidamente sviluppatesi. Sono Dieffenbachie, ora piante giganti. In qualunque punto del suolo africano basta seminare e innaffiare e in breve tempo i risultati sono sempre eccezionali. E pensare che i somali a stento coltivano qualche piccolo campo di grano turco. Questo uno stagno di ninfee aperte perché la giornata è senza sole. I boroboro, gli uccelli neri, sono sempre in attesa perenne dei pesci.
Dicono che in Somalia è ormai iniziata una nuova era. Nuovi volti sulle riviste e sui muri, volti estranei, lontani come concezioni di vita, di costumi e di lingua. La nuova lingua somala scritta per la prima volta è insegnata sui libri e sui muri. La Somalia è cambiata. Le grandi aziende sono state nazionalizzate. L'avvenire si presenta incerto e difficile. Restano i grandi alberi, il lento scorrere dei fiumi, restano i tramonti rapidissimi e immutabili, le lunghe distese di bananeti, la fresca brezza dei monsoni, resta la gentilezza dei suoi abitanti, l'eleganza spontanea delle donne somale, la stupenda pace della boscaglia, il canto degli uccelli e la gioia di poterli ascoltare. Stiamo andando adesso verso Merka, una piccola cittadina a circa 30 chilometri dall'azienda di Wagadi. La strada è spesso completamente coperta di sabbia. Da un lato la duna, arancione, dall'altra il mare, coperto da una fitta coltre di alghe. Queste immagini, girate prima di entrare a Merka, sono state giudicate dalla polizia del governo democratico somalo grave reato contro la sicurezza dello Stato. Siamo stati a lungo interrogati nella locale sede di polizia e abbiamo rischiato l'arresto e la requisizione di tutta la pellicola. Lungo le strade si incontrano spesso grandi mandrie di bovini, che sono una delle risorse principali dell'economia del paese.
Vicino alla strada, una mandria di cammelli è ferma in attesa della sera per riprendere il suo cammino verso la terra del nord. Somoli all'interno sono essenzialmente